Soddu qui a Siniscola per il memorial del fratello di Stefano. Michele, parla tu. Sì, abbiamo organizzato questa manifestazione di Supermoto, la quarta di campionato e anche l'ultima. Quest'anno abbiamo ripreso la Supermoto che era ormai quasi estinta. Abbiamo riuscito a riformare il gruppo, si sono aggiunti i quad e oggi abbiamo anche ospiti minimoto e go-kart. La manifestazione l'abbiamo fatta a Siniscola perché grosse problematiche autorizzative il comune di Nuoro, che ancora non ha capito che lo sport motoristico comunque a Nuoro va fatto e obiettare le autorizzazioni non è mai produttivo. Il comune di Siniscola ha raccolto subito la proposta e in 2 giorni ci hanno dato le autorizzazioni e quindi tanto di cappello sia al consorzio della zona industriale soprattutto che ci ha concesso le autorizzazioni. È il terzo memorial Stefano Soddu che facciamo per ricordarlo, una persona che ha fatto tanto per questo sport e niente, la partecipazione è buona, ci siamo divertiti, il circuito è piaciuto a tutti e speriamo di farne ancora tante altre. Buonasera, sono Paolo Soddu, ho partecipato al terzo memorial Stefano Soddu, una ricorrenza che organizziamo noi fratelli e moglie tutti gli anni, quella della famiglia. E niente, la gara è andata molto bene, vorrei ringraziare il mio unico sponsor, la Free Bike, che ci sostiene in ogni manifestazione, non solo per la moto ma anche per l'organizzazione dell'evento. E niente, la gara è andata molto bene, sono arrivato primo per ricordare mio fratello che mi ha insegnato lui ad andare in moto e diciamo sono cresciuto grazie a lui. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, è stato un bellissimo evento, un saluto a tutti e alla prossima gara, grazie. Qui a Siniscola anche Muredo Costantino, oggi ha partecipato con il kart e si è anche divertito. Muredo. Sì, sono divertito, era un po' che non facevo delle manifestazioni e gare. Mi dicono le male lingue oggi che hai avuto un inconveniente quando sei arrivato, che è successo? È successo che il motore 125 ha avuto un problema alla valvola rotante, non ho potuto girare col mio go-kart. Avevo 2 kart, il 100 e il 125, nella finale ho potuto girare con questo 100. Nel memorial di Stefano Soddu con Mattia Ruglier. Mattia. Buonasera a tutti, oggi si è svolta la manifestazione di Motard, Quad, Minimoto, Economy, una bella manifestazione organizzata al Motoclub 3S Nuoro. Il tuo piazzamento finale alla fine com'è stato? Ho fatto un quarto assoluto nella categoria Economy. Mattia, come hai trovato il percorso oggi? Sì, un bellissimo tracciato organizzato sulla zona industriale qua a Siniscola. È un tracciato abbastanza divertente, una bella parte in sterrato con 2 saltini, più delle belle chicane in asfalto, abbastanza divertente, sì. Grazie Mattia, al tuo fianco troviamo il nuovo campione dei quad qui a Siniscola, direttamente da Alghero. Buonasera a tutti, un ringraziamento speciale va a Michele di tutta l'organizzazione e di tutto il motoclub, dai, diciamo. E poi questa vittoria campionato del quad voglio dedicarla a Stefano Soddu. La stessa domanda che ho fatto prima a Mattia, come hai trovato il percorso qui nella zona industriale? Eravamo in una zona industriale, non una pista ufficiale come quelle che abbiamo in Sardegna. Un bel circuito, hanno organizzato un bel circuito, molto veloce, ci siamo divertiti. Poi soprattutto lo sterrato è anche bello, dai. Con Marco Manai e Alex Colombini qui a Siniscola per il terzo memorial di Stefano Soddu. Marco, è stato un bel divertimento stasera? È stato un bellissimo ritrovarsi sicuramente, anche perché vengo da diversi guai, prima familiari e poi personali, quindi ritornare in pista per me è una gran gioia, soprattutto poi quando ci sono i memorial per ricordare queste persone che non ci sono più, fa sicuramente piacere e piacere ricordarli in questa maniera, tanta gente, è un bel divertimento. Alex Colombini, anche lui ha partecipato a questo terzo memorial di Stefano Soddu.
Ti sei divertito? Sì, voglio fare i complimenti all'organizzazione, hanno speso molto impegno del loro tempo, hanno fatto una bella cosa. Sì, io la prima volta che partecipo sono contento, un bel tracciato, vediamo l'anno prossimo. Siamo qui a Siniscola per il terzo memorial di Stefano Soddu, oggi anche la quarta prova di questo piccolo campionato Mottarde ASI. Penso che tu abbia vinto anche il campionato, giusto? Sì, con oggi ho vinto il campionato, una domenica un po' particolare, è nata con una bella pole position, un buon tempo, una prima manche un po' sofferta perché ho avuto problemi alla frizione e alla seconda idem mi si è spenta, Polo Soddu era molto più veloce e ha fatto 2 primi posti. Mi sono un attimino difeso anche perché avevo Michele Soddu che era secondo a 40 punti di distacco, però ho fatto 2 buoni secondi posti che mi hanno permesso di vincere il campionato tranquillo con un po' di vantaggio a livello di punti. Bella manifestazione, siamo qua per ricordare un amico motociclista, Stefano Soddu, che è venuto a mancare 3 anni fa, e siamo qua sempre disposti a essere presenti in queste manifestazioni. Dai. Questo piccolo campionato quest'anno, 2014, del Mottarde, purtroppo abbondantemente abbandonato dalla FMI, è ripreso da Michele Soddu sotto l'egida della ASI. Come è andato in generale? Ma abbiamo un attimino raccolto un po' tutti quelli che erano i motardisti in Sardegna. È partito un attimino così a livello di scommesse, ci siamo ritrovati un paio di domeniche di allenamento e abbiamo buttato giù un piccolo campionato con un po' di appuntamenti. Per il prossimo anno 2014-2015 abbiamo già un buon calendario con 6 prove di campionato regionale. Speriamo di essere più numerosi perché ci sia anche la partecipazione dei vecchi motardisti che vengono e i nuovi, che abbiamo già un bel gruppetto di 5 ragazzi dai 15 ai 17 anni che stiamo cercando di mettere dentro. Nicola, vuoi ricordare che le prime 3 prove del campionato sono state svolte su piste tradizionali, oggi invece siamo su un campo, come lo chiamiamo? Su una zona industriale. Dove è nato veramente il Super Mottarde, dai, che doveva essere quello, uno sport a contatto col pubblico, di intraversate e con dei bei tratti sterrati. Dai, oggi ci siamo divertiti e vediamo di essere presenti anche nel 2015.